pari a quella dei magistrati dei tribunali che hanno tra i 20 e i 28 magistrati, cioè quella ideale prevista dalla commissione ministeriale, che appunto là non si sa più cosa dire, perché effettivamente disse vabbè, ubi maior minor cessat, prendiamo atto, ma con un po' molto rammarico. E adesso come pensate di muovervi? Cosa potete fare adesso? Ci stiamo pensando, giovedì abbiamo l'assemblea con gli iscritti, si prospetteranno delle ipotesi e l'assemblea deciderà effettivamente le varie forme di protesta che porremo in atto, cioè è ovvio che non ci rassegniamo e continueremo nella nostra battaglia, questo è pacifico, bisogna ragionare in termini lunghi, cioè al prossimo governo, sperando che nel frattempo i danni creati da questo decreto non siano irreversibili. E nel frattempo la protesta per salvare il Tribunale di Bassano è arrivata anche sul Canal Grande a Venezia. Uno striscione di 3 metri per 2, raffigurante il bidone che il governo ha rifilato alla giustizia bassanese chiudendo il tribunale e gettando nelle immondizie i 12 milioni di euro spesi per il nuovo palazzo di via Marinali, ha fatto la sua comparsa oggi dalle finestre di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Ad esporlo proprio sul Canal Grande i consiglieri della Lega Nord Nicola Finco e Giovanni Furlanetto. Ho voluto fare questa dimostrazione di protesta nel Canal Grande, un luogo conosciuto in tutto il mondo, per far vergognare il governo Monti, perché è conosciuto in giro per il mondo per un governo che sta facendo dei tagli importanti e intelligenti. Invece con il taglio del Tribunale di Bassano ha gettato ben 12 milioni di euro di contribuenti italiani. Una vera e propria vergogna nei confronti delle nostre imprese, dei nostri cittadini veneti, che da sempre pagano inutili balzelli e continuamente tasse per mantenere tutto il resto del paese e si vedono quotidianamente dei servizi tagliati. Ed ora la cronaca con un incendio